È capitato ancora, come capita dal 4 novembre di 101 anni fa. Un ordigno della Grande Guerra, rimasto tra le pieghe della terra, è esploso tra le mani di chi lo ha risvegliato per un motivo o per l'altro, nella sua capacità di distruggere ancora intatta. Ad imbattersi nell'oggetto sbagliato e nel momento sbagliato, dopo oltre un secolo, è stato un anziano collezionista, 80 anni, che lo ha inavvertitamente fatto detonare nel tardo pomeriggio di martedì, poco sopra il bivio che da Campomulo porta a Campomuletto, in territorio di Gallio. Una zona di grande concentrazione di materiale bellico a ridosso delle primissime linee e poi nelle immediate retrovie. Davanti l'Ortigara, subito dietro il Montefiore, insomma, la guerra sull'altipiano come ci è stata raccontata da Monelli e da Lussu. In questo caso si è trattato di un ordigno cercato da un collezionista di quelli che cercano con passione cimeli della Prima Guerra Mondiale con il metal detector, il cui uso è regolato da un patentino o da una legge regionale e che, come prima cosa, insegna a non maneggiare qualsiasi ordigno che possa essere ancora attivo. E lassù ce ne sono ancora tanti. Ci sono le bombe a mano, che purtroppo molti svuotano dalla carica ancora presente per recuperarle, poi proiettili di artiglieria inesplosi di ogni calibro, a cominciare dai diffusissimi 75. E poi ci sono tantissimi, i più piccoli detonatori, che non devono illudere per le loro ridotte dimensioni, la loro carica è spesso la più sensibile. Insomma, martedì qualcosa è andato storto e il collezionista ha fatto esplodere l'ordigno, ferendosi in modo grave alla mano e al volto. Molte le esplosioni in queste valli dalla fine della guerra. Una volta erano i recuperanti, quelli di cui vi racconta Rigoni Stern, oppure i film di Olmi, ma quelli lo facevano per l'appunto per recuperare il metallo da rivendere in un altopiano impoverito e con tanta fame, quando in molti avevano perso tutto. Ora il termine è inappropriato, si tratta di cercatori di cimelli. Dell'antico recuperante non esiste la motivazione, c'è solo una certa passione, a volte molto informata, a volte talmente radicata da far commettere imprudenze, altre volte molta sfortuna. Ma gli ordigni, anche al volgere della boa del secolo, dimostrano ogni volta la loro capacità di far male in piena efficienza, capacità che solo gli artificieri dell'esercito riescono a limitare con migliaia di bonifiche ogni anno, un lavoro che non finisce mai.